La Cussage Bike sposa Axi, dando il nome proprio dell'azienda a un circuito dedicato alla marathon su mountain bike. Enzo Cussage. Alla fine, gira e rigira, siamo sempre nei posti dove il ciclismo si respira, si vive a 360 gradi, 365 giorni all'anno. Sì. Non vita di calcio, ma vita di bici, dai, ecco, no, per essere... Ma niente, no, questo qui è un evento a cui ci teniamo moltissimo, come dicevo prima, perché la nostra filosofia è abbiamo la mountain bike e la bici nel cuore, no? Io proprio in prima persona sono anche un grandissimo appassionato di bici, e Guido Lin, fra l'altro, tanto per rimanere in tema, era mio cliente e mi faceva diventare matto con la sua bicicletta ogni lunedì. Niente, volevo ringraziare Udine News, che sta dedicando uno spazio importante a questo mondo. Non dimentichiamoci che la bici è seconda in popolarità in Italia come sport, ce l'abbiamo dentro come il calcio, per cui Udine News credo che faccia bene a parlare di ciclismo. In questo proposito io proprio abbiamo fatto un accordo di una serie di incontri, magari anche in primavera a campionato finito, è vero, no? Dove si parlerà di bici, si parlerà di e-bike, si parlerà di agonismo, si parlerà anche di preparazione bici per il calcio, no? Perché funziona anche questo, no? E niente, grazie a tutti e alla prossima. No, aspetta, tu hai già salutato, ma mi viene la curiosità, perché la bici diventa propedeutica all'allenamento anche per i calciatori, dicevi, no? Sicuramente nei ritiri spesso i vari allenatori hanno voluto avere, proprio anche dell'Udinese, senza fare nomi, hanno voluto avere la bicicletta come preparazione fisica alla bicicletta. È chiaro che tantissimi calciatori quando finiscono di giocare entrano in questo mondo qua, ecco. Vorrei fare nomi, cognomi, ce ne sono talmente anche di professionisti che oggi si dedicano alla bicicletta. Bene, quindi so che è lavoro anche per te, quindi ti va bene sicuramente anche questo tipo di ambito. Chiaramente Forza Udinese, io sono un tifoso dell'Udinese da quando andavo al Moretti con mio papà, ai tempi di Giacomini al Moretti me lo ricordo, ho anche giocato al Moretti, devo dire la verità, nelle giovanili, per cui Forza Udinese, ciao a tutti. Allora faremo anche una puntata su Enzo Cussage calciatore, ma restiamo nel frattempo restiamo sul ciclismo. No, meglio di no, meglio di no. Ciao. Buonasera, Luca Martina, Bastioni by Palmanova. Iniziamo noi, apriamo le danze noi per quello che è appunto il trofeo che hanno appena presentato gli amici Enzo, Giancarlo e Franco. Sarà per noi la quarta Bastioni Palmanova Bike Marathon, la 18ª invece per quanto riguarda la pedalata ecologica, è giunta al 18° anno. Il percorso lo conoscete, il classico, giro di lancio nelle campagne limitrofe a Palmanova, toccando i comuni di Bagnari Arsa, di Visco,
di San Vito al Torre. Quest'anno riusciamo a spingersi fino a San Vito al Torre per far sì che il gruppone iniziale si dipani per dopo rientrare a Palmanova ed essere più comodi nell'affrontare quei piccoli single track che abbiamo sulla cinta muraria, sui bastioni palmarini. Cambi continui di ritmo. Io, come sento dire da tanti, non è un percorso da sottovalutare, anche se non ha dislivelli come potrebbero avere a Tarcento l'amico Giancarlo o nella Val Comelico, che è una manifestazione che non c'è in questo calendario ma è nel Four Seasons, che lì è un'altra prova alla quale siamo dentro io e Giancarlo e gli amici della Chicosis. E 2 giri di Palmanova, passeranno 2 volte sotto l'arco dell'arrivo e concluderanno appunto con il secondo giro. Mi sono Michele, presidente Valcherò. Anche io sono contento di essere ospitato qua da Acoustics, tra l'altro è il nostro sponsor da diverso tempo, quindi sono più che contento di essere qui. E, come sapete, il calendario, la nostra gara sarà il 27 maggio. Noi vogliamo portare delle novità ogni anno per far divertire i bikers, quindi quest'anno pensiamo di inserire un pezzo da cui non è uno scherzo, ma si vede anche il mare, non dico altro, quindi quando vedrete il percorso capirete dopo di cosa sto parlando. Il percorso si svilupperà sempre su 40 km, dislivello sui 1600 metri, la partenza da Torreano. Anche quest'anno abbiamo pensato come si dice, di fare l'eco bike, quindi pensiamo di aumentare il numero di partecipanti, perché diciamo il futuro della mountain bike, lo sviluppo anche su questo diciamo percorso qua è molto dato anche per le bici elettriche, quindi pensiamo che molta gente si venga a divertire, non solo diciamo gli amatori, quelli con le bici normali. Quindi vi aspetto tutti il 27 maggio a Torreano di Cividale. Giancarlo Chitaro, presidente della Chicosis, che quest'anno, per il secondo anno, organizza a Tarcento la Vertical Ring MTB. Questa gara ha 2 novità quest'anno. La prima novità è la data. L'anno scorso ci siamo presentati nel 2017 a maggio e quest'anno la gara sarà effettuata il 1° di luglio. La seconda grossa novità è il percorso. L'anno scorso il sito più importante che abbiamo sfruttato è quello del Monte Fait. Quest'anno abbiamo voluto allargare i panorami e chiaramente l'abbiamo fatto sull'Alta Val Torre. Quindi il chilometraggio diventerà di 54 km per 1900 metri di dislivello, quindi ha tutte le caratteristiche per essere una vera marathon. I paesaggi che andiamo a toccare meritano di essere elencati perché fanno parte veramente delle bellezze naturali che abbiamo in zona qui, e il primo passaggio interessante sarà proprio davanti all'ingresso delle grotte di Villanova, e poi ci sarà un passaggio si chiama Micotis, però è una località molto, molto contenuta, ma la bellezza di quello che voglio indicarvi è una forestale appena aperta, quindi molto bella da fare. Un pezzo di single costeggiando il Torre e ci sarà a seguire una salita molto importante che sarebbe quella di Stella, dal passaggio del Guado di Vedronza per salire a Stella. Questa è una salita che lascerà il segno eventualmente per tutto quello che è dopo, perché non è finita lì. Si entra nel comprensorio del Monte Fait e si va a rispecchiare quasi gran parte del percorso dell'anno scorso. Quindi è veramente una gara da prendere
con attenzione anche la semplice partenza. In voglia, probabilmente il mese di luglio sarà anche una situazione che uno va a cercare il fresco e l'abbiamo pensata appositamente per questo, quindi si salirà su questa strada dell'Alta Val Torre, il fresco ci sarà, ma ci sarà anche sicuramente l'acido lattico. Buonasera a tutti, io sono Cariolato Giuliano, vicepresidente del pedale gemonese, perché il presidente Paolo Zamparuti è ammalato da 20 giorni e quindi non può intervenire stasera qui. Ecco, noi intanto volevamo ringraziare AXI per averci accolto e aver già dimostrato la massima disponibilità nei nostri confronti, quindi un grazie particolare a Franco Bon, e poi vi presento la nostra gara, che è una new entry nel calendario ed è anche una prima assoluta anche per noi. Quindi il 12 di agosto in una location, come è stata definita prima, davvero speciale, perché avremo, diciamo, il quartier generale al lago di Cavazzo e il percorso sarà di 55-58, adesso lo stiamo definendo, chilometri, con un dislivello di 1400 metri. Partiremo appunto dal lago, andremo a toccare le località care a Daniele Pontone, quindi andremo a Mont de Prat, passando dalle località di Chianet, quindi Mont de Prat, per poi proseguire verso Mont de Quar e quindi andare a toccare la Malga alta a 1400 metri, per poi discendere verso Malga Amula, Malga Cuvi e poi tornare verso il lago di Cavazzo da Alesso. Ecco, diciamo una prima che speriamo sia di impatto, perché l'ambiente è un ambiente che per chi va in mountain bike sicuramente l'ha già visto, già calpestato con le ruote, quindi speriamo, ecco, che sia una gara gradita in questo trofeo. Il 15 luglio 2018 si correrà la Artemis Marathon Bike, ormai un evento, una manifestazione sportiva dedicata alle ruote grasse che è entrata nelle abitudini sportive e nei migliori obiettivi di tutti i bikers, non solo friulani ma anche provenienti da fuori regione. E allora io vorrei chiamare Enzo Genio al nostro microfono, che fa parte del comitato organizzatore di questa Artemis Marathon Bike, inserita nel circuito delle corse per Haiti. Enzo, una Marathon Bike quest'anno che caratteristiche avrà? Che percorso proporrete? Dunque, noi la partenza sarà sempre da Artemis e arrivo a Artemis e abbiamo in mente delle varianti perché il percorso è già da 3-4 anni che lo facciamo sempre quasi più o meno uguale, quindi quest'anno vorremmo avere delle piccole varianti, ma in modo di farlo più bello e più impegnativo. Oltre a me c'è il presidente della Chicosi, Chitaro Giancarlo, che lui di percorsi fa sempre quadrare il cerchio. Stiamo programmando, cioè praticamente ci sono dei lavori in corso che sveleremo un po' più avanti, adesso è un po' presto per sapere come sarà. E quindi serve anche per creare un po' di interesse o rinnovare l'interesse verso questa corsa. Esatto, perché se lo rinnoviamo naturalmente non sarà più quello di sempre, verranno a provare e quindi ci sarà un po' di movimento in più. Sì. Ricordiamo, Enzo, il 15 di luglio, metà luglio, è ormai una data classica, la seconda, terza domenica di luglio, inserito nel circuito delle corse per Haiti. Vi siete legati a Sant'Chiarcosso? Sì, esatto. Sant'Chiarcosso, l'Elpa Haiti è l'organizzatore più grande della manifestazione. Noi diamo una mano come Grigion Neri, come chi sono il presidente, e la Chicosi, perché tutto venga come si deve fare, insomma, che venga una bella corsa. Enzo, è giusto anche ringraziare le amministrazioni piuttosto che qualche sponsor che vi dà una mano? Sì, noi Artemis, il comune di Artemis, il sindaco ci dà una grossa mano, ci mette a disposizione per 2 settimane tutto il paese. Ecco, sì.
Allora Enzo, più o meno quando si saprà quale sarà il percorso definitivo, in modo tale da dare anche una notizia ai nostri appassionati? Sì, un mesetto prima, ecco, così, magari ci siamo già messi d'accordo per fare una piccola panoramica, un piccolo come sarà, e quindi sveleremo un mese prima, così tutti i ciclisti hanno un modo di fare, di vedere com'è il percorso, come sarà, insomma. E quindi restate sintonizzati, più o meno metà giugno ci risentiamo e svegliamo la Artemis Marathon Bike 2018. Esatto. Sì, quindi saluto tutti e speriamo che la gente sia sempre numerosa. Noi faremo il meglio per avere un percorso e l'ambiente c'è, speriamo bene. Buon lavoro. Grazie. Thank you.